Devo essere sincero, amici bellini, non pensavo di rimanerci così male. Io questa maglietta ce l'ho, però la indosso poco, perché ci sono poche occasioni per me che sto qui a New York, insomma, di sfoggiarla e di poter dire con orgoglio sono italiano, per una serie di motivi che tutti conosciamo. Però ho ascoltato un po' di reazioni, un po' di commenti da parte di tutti, e ci sono molte contraddizioni. Io un po' di giorni, un po' di settimane che parlo di rivoluzione culturale e vorrei fare una chiacchierata con voi. Comincia. Mi sono scritto un po' di punti perché questo va a finire che può essere un flusso di coscienza che non significa niente, un mappazzone di pensieri che si contraddicono tra loro, perché alla fine uno dice una cosa ed ha un senso, poi uno ne dice un'altra, pure ha un senso, come i famosi film quando parla l'avvocato, no? Fa la sua ring, poi parla il secondo avvocato e dice aspetta, il secondo ha più ragione perché è l'ultimo pensiero che abbiamo. E vorrei metterli in contrapposizione quelli che sono i due fasi di pensiero che c'è in Italia, perché dobbiamo trovare la soluzione. Non possiamo lasciarci andare così e accettare di scomparire dal calcio che conta, perché poi in qualche modo le sorti della nazionale si legano anche alle sorti delle nostre squadre. Ne parlo io da tifoso del Napoli, ma le altre soffrono ugualmente. Quindi partiamo da dove partiamo da un like. Partiamo da un vostro like e poi sviluppiamo questi punti. Allora, la prima differenza è tra presunzione e paura. Com'è possibile che nello stesso ambiente ci possa essere l'idea dell'essere ingiocabile, no? Adesso prendo in prestito le parole di Mkhitaryan, non è italiano, però fa storico, no? Una squadra che si sente fortissima, la presunzione ti porta magari a sottovalutare l'avversario si mette là, ti frega e tu poi ti ritrovi con un pugno di mosche. La presunzione si vede anche quando c'è l'esultanza di Di Marco al momento dei rigori tra Galles e Bosnia, dice bene, abbiamo preso la Bosnia. Allora, se c'è questa presunzione, tu ti devi sentire più forte e della Bosnia devi fare un sol boccone. Contemporaneamente però io non ho visto presunzione, non ho visto una squadra che si sentiva più forte dell'avversario, che ha giocato distratta oppure ha provato delle cose. La Rabona l'hanno fatta loro, doppio passo, dribbling e Rabona l'hanno fatto loro, non l'abbiamo fatta noi. Quindi ha sopravvalso la paura, perché già 11 contro 11 ho visto una squadra che si abbassava, una squadra che non provava mai a giocare dal basso, ma che faceva sempre un lancio lungo, e sul lancio lungo, se siamo alti uguale, una volta vinco io, una volta vinci tu, e questa già non è una mentalità vincente. E penso che il discorso della mentalità vincente può tornare in questo video continuamente, anche perché sto leggendo, no? Forse la federazione penserà di nuovo a Conte. Ne parleremo a fine video. Ha parlato anche dell'Auretis, ha parlato delle 16 squadre anche lì, ma ci arriviamo a fine video. Quindi tra presunzione e paura ha prevalso la paura, ci ha dato una mano, essere timorosi, abbassarci sempre di più finché non te li sei portati in aria e alla fine un duello lo vincono. Donnarumma fa le parate che riesce a fare, ma alla fine un pallone va dentro e te li porti ai calci di rigore. No, quindi essere presuntuosi no, ma essere consapevoli di essere più forti almeno sì. Quindi questa è una delle prime cose che insomma non mi hanno fatto impazzire di Gattuso. Voi sapete che io ritengo Gattuso un allenatore che col Napoli è stato il picco della sua carriera, cioè per me ha fatto molto meglio col Napoli che con tutte le altre squadre che ha allenato. Però quando lui in conferenza ci parla di Monte Everest da scalare, non sono d'accordo. Perché lì stai comunicando paura e invece di dare un po' di fiducia ai giocatori li stai mettendo di fronte a un'impresa da fare. Battere la Bosnia non è un'impresa e dovrebbe essere una cosa che 80 su 100 lo fai e non c'è problema. Dico 80 su 100 perché guardando cronache, il discorso di Siani che dice non esistono altri scenari, quei 20 il 20 hai preso 3 pali, 4 traverse, ti hai sbagliato 2 gol davanti alla porta, ti hanno cacciato fuori uno, hai sbagliato 3 rigori. Comunque tante situazioni molto particolari che possono succedere ma difficili.
tutto questo è successo, ma non siamo stati la squadra che ha fatto tipo come fu con la Macedonia, che tu attacchi, sei sfortunato, sei impreciso, loro fanno un tiro. No, siamo stati dominati. E qua ovviamente arrivano tutta una serie di discorsi a posteriori su Gattuso e su quello che si poteva fare in campo. Questo se vogliamo vedere l'episodio, l'evento partita, perché poi noi dovremmo allargare la visuale e capire, prendendo spunto da quello che adesso sta girando, il dossier di Baggio, le 900 pagine, come fare la rivoluzione culturale che ci interessa. Però parlando di Gattuso, ho ascoltato le critiche a posteriori sulle convocazioni, perché quando poi sono uscite le convocazioni molti hanno detto sì è logico, pochi avevano posto dei dubbi sul modulo, sull'impiego di Bastoni da centrale, Pio Reteghi Pio. E su tutto questo io la mia idea è che non è che noi abbiamo lasciato a casa Robben, Kroos, Modric e altri giocatori che fanno la migna, Mal, Mbappé, no, abbiamo lasciato a casa Zaniolo, Bernardeschi, nemmeno Orsolini, perché Orsolini non stava in grandissima forma, Zaccagni infortunato. Insomma, i giocatori che ti possono dare qualcosina in più a livello di 1 contro 1, di fantasia, di qualità, erano quei pochi lì. Ma nel momento in cui tu comunque l'hai convocato uno, che era Cambiaghi, comunque l'hai lasciato in tribuna, quindi non ce l'avevi questa idea di poter cambiare la partita in un certo modo con quei giocatori là. Quindi che tu dici dovevi almeno convocare Bernardeschi in tribuna, sarebbe finito. E dovevi poi sperare che la giocata di un giocatore che adesso si è rivisto un pochino nel calcio che conta, che è stato fuori dai radar, andando in Canada, come allora pure Insigne potevi pensare di convocare anche Insigne. Io ho capito la scelta, si parte da Spalletti che fa molto campo e non è andato bene perché non c'è il tempo di sviluppare idee calcistiche, troppo campo, troppa confusione, nonostante sia uno credibile, e si passa ok, non c'è tempo, facciamo solo gruppo e puntiamo su quello che è un'unione di gruppo, e non basta. Bisogna, quando si va poi in campo, bisogna giocare a calcio, perché questo è un altro tema che succede in Italia. Siamo sistematicamente a sottovalutare i nostri avversari in base a discorsi che non hanno senso. Se uno non conosce il terzino della Bosnia, non puoi dire questo vale una squadra di Serie C, non lo conosci e dobbiamo imparare a conoscerle. Questo è il primo punto della rivoluzione culturale. Più studiare, ce ne sono pochi di elementi giornalisti che si mettono là, studiano e hanno poche visualizzazioni, e quindi chi lo fa per passione personale, a prescindere dai risultati, continuerà a farlo, mentre le vere visualizzazioni arrivano con le polemiche, e le polemiche ce le facciamo fritte. Quindi alle convocazioni poi si parla del modulo, il 3-5-2 ha effetto, non ha effetto. Il 3-5-2 si può fare in un certo modo, legacy Inzaghi, cioè era un 3-5-2 di grande propositività, di grandi scambi di giocatori, ti ritrovavi i centrocampisti in difesa, i difensori che andavano in avanti, difficile da contrastare. E poi ci sono i 3-5-2 piatti, dove le ali, i quinti diventano terzini, ti schiacci, sei prevedibilissimo e non vinci nemmeno. Se non vinci nemmeno i duelli, non ti serve a niente. Quindi non è un problema di modulo, ma è sempre un problema di quale proposta di gioco vuoi fare. E questo si lega anche al discorso che in Italia sempre più squadre si stanno affidando a questo modulo, che è un modulo sempre per non prenderle, più conservativo, e a lungo andare i risultati si vedono di meno quando poi esci dai confini italiani. Il discorso di Bastoni, di Pio e Reteghi lo liquido così. Adesso si sta dicendo in giro, dice Bastoni non può fare il centrale. Ho capito, ma allora due sono le cose: o ce lo avete sopravvalutato dicendo vale 80 milioni, vale 100 milioni, è il difensore più forte che esiste, e allora deve essere in grado di spostarsi da braccetto a centrale. Non mi sembra che gli stiamo chiedendo di fare l'ala, il numero 10, è un giocatore che non ha le caratteristiche, da braccetto a centrale, bene o male. Ma qual è il problema? Abbiamo visto giocatori molto più scarsi di Bastoni, un Juan Jesus mettersi a destra e con il piede sbagliato, un Buongiorno che fa il centrale e alle volte fa
il braccetto. Non è detto che i giocatori non possano cambiare modulo se si mettono, se vengono poi istruiti a fare delle cose. Se invece lo lasci al suo destino, la differenza la fa lo stato di forma e lo stato di forma mentale, su cui Bastoni ovviamente non poteva contare in questo periodo. Perché? Perché le polemiche. E ci torniamo. Pio Retegui si è detto per tutta la settimana, io stesso dico, perché non parti con Pio? Retegui mi sembra fuori forma. Intanto Retegui aveva fatto quella pressione che ci porta al primo gol regalato dalla Bosnia, mentre Pio la mazzata della pressione di sostenere l'Italia sulle spalle alla sua età non l'ha retta, perché alla fine sbaglia il primo rigore e purtroppo, quindi vedi, il discorso che si fa a posteriori, dice doveva giocare Pio per forza, gioca Pio, magari la perdi prima e non lo sai, oppure giochi in maniera diversa, non lo sai. Quindi i discorsi a posteriori di formazione per me lasciano il tempo che trovo. Diversi sono i discorsi filosofici sul giocare all'italiana, che è un altro discorso che va in contraddizione, perché ogni tanto sento dice no, noi non dobbiamo inventarci niente, noi siamo la squadra del catenaccio, il contropiede, dobbiamo per forza continuare così, anzi dobbiamo fare meglio, invece di voler cambiare, di essere un po' più propositivi, che il calcio sta andando in un'altra direzione. Il calcio è ciclico, il calcio cambia e se non ti aggiorni puoi fare quello che vuoi e la soluzione te la trovano, quindi diventare più difensivi come soluzione non credo sia la soluzione ideale. E anche qua ci riportiamo al discorso dello studio. Poi esistono situazioni che vincenti in tutte le possibilità, perché abbiamo vinto l'Europeo con Mancini che aveva un'idea non difensiva ma un'idea di avere il pallone, 4-3-3 quasi di sarriana a memoria. Porto le mie esperienze che conosco meglio con Spalletti, 4-3-3 con volontà di dominio, e abbiamo vinto molto bene. Abbiamo anche vinto con Conte, che invece rappresenta quello che si adatta alla situazione che ha in mano e a seconda della partita, a seconda dell'avversario, fa di conseguenza. Lì cosa fa la differenza? La credibilità. Se Conte ti dice qualcosa, visto che Conte è un vincente, lo ascolti e lo fai con più applicazione. Se te lo dice uno che invece si sta adattando, come lo stesso Spalletti, va in nazionale, anche lui si adatta a un gioco a 3, un gioco più difensivo, perché questo è l'andazzo in Italia, fai una cosa mezza e mezza che alla fine non funziona. Si può vincere anche con la difesa e contropiede, abbiamo vinti di mondiali così, però non è l'unico modo per farlo. Dopodiché la situazione che a me ha dato più fastidio è stato il post gara, perché ho fatto il video a caldo su Calcio Fluido dove insomma era più un'analisi del momento, però non avevo ascoltato con attenzione le parole di Gravina. Sembra quasi che sai, poco. Allora, le parole di Buffon, le parole di Gattuso, a parte il mettere in mezzo l'arbitraggio, che è una cosa che non puoi proprio permetterti di fare, e questo fa parte della rivoluzione culturale, meno polemiche e riguarda tutti noi. Sentire Gravina, Buffon e Gattuso soddisfatti, sentire di giocatori eroici, no, non si può accettare. E lì serve la rivoluzione culturale anche da parte di chi lo racconta il calcio, cioè i giornalisti che ti stanno a caldo chiedendo delle cose, devono mettere da parte quelle che sono le amicizie, i rapporti, il volere, il quieto vivere. Bisogna dire quello che è effettivamente successo. Non siamo stati eroici proprio per niente, il fatto di difenderci in 10 non è una giustificazione. Quando eravamo già in 11 non eravamo in grado di comandare la partita, e bisogna dirlo, altrimenti ci raccontiamo frottole e la prossima volta lo facciamo di nuovo. Perché avessimo vinto quella partita, poi i giornali eroici, Italia, grande cuore, eccetera eccetera, non va bene. È così che si arriva poi allo scatafascio. Attenzione, solo pensando al risultato. E arriviamo al discorso delle soluzioni e della rivoluzione culturale. Prima di tutto meno polemiche, perché mi sono reso conto che, e siamo colpevoli di questo tutti noi, io per primo, se guardi una partita con un po' più distacco rispetto al tuo tifo, quello là che non si può, è indissolubile, e io guardo la partita dell'Italia con un po' di distacco, poi
sono stato male, però guardando la partita con distacco, gli episodi arbitrali, anche dubbi, li guardi con meno foga e dice vabbè, qua c'è il dubbio, ci può stare, situazione grigia, può andarti bene o può andarti male. Bisogna dare meno peso, e lo dico a tutti, alle situazioni arbitrali, perché nonostante le situazioni arbitrali devi fare il tuo dovere in campo. Se c'è una squadra che sta attaccando e sta dominando e riceve un episodio arbitrale a sfavore, ci sta che tu dici che cacchio, qua me la dovevi dare perché me lo sto meritando. Ma se tu ti vuoi attaccare al singolo episodio dopo che hai giocato male, non arriva quella rivoluzione culturale. Quindi la prima cosa per migliorare il calcio italiano, meno polemiche. La seconda cosa, più studio degli avversari, accettare che non siamo noi i migliori al mondo, accettare che ci sono giocatori che sono più piccolini, perché questo è il discorso poi che mi riporta a Baggio, non è detto che debbano essere tutti grossi e veloci, serve a volte anche un po' di qualità. E quindi più studio, soluzioni, idee calcistiche. E non sono sicuro che una delle idee che è stata rilanciata da De Laurentiis in queste ore, e cioè di abbassare il numero di squadre in campionato, sia la soluzione. Perché è vero che bisogna cambiare dall'alto, e cioè dai vertici federali, Gravina eccetera eccetera, da lì si cambia, perché così si possono fare delle riforme se si vogliono fare. Ma abbassare il numero di squadre non significa aumentare il livello del calcio italiano, per quanto mi riguarda. Puoi abbassare il numero di partite che fai, ma i grandi giocatori di talento vengono molto spesso dalle squadre piccole, perché sono solo le squadre piccole che si possono permettere di fare esordire dei giocatori che nelle grandi squadre, che sono legate solamente al risultato, non possono esordire. Quindi la soluzione dall'alto deve in realtà venire dal basso. E qua ci possiamo legare tutto il discorso di Baggio, che parla di come istruirli i giovani talenti, di come non tarpargli le ali, di come non fare subito tattica e pensare al risultato dalle giovanili, ma pensare a giocare a calcio e da lì poi sviluppare. Certo, se tu fai degli investimenti è meglio, perché mi ha colpito molto il discorso di Ferré ieri, parlando di giovani allenatori che in Italia dice: tu che fai? Faccio l'allenatore delle giovanili, insomma prendo giusto il rimborso spese. Sì, vabbè, ma di lavoro che fai? Io per questo ho lasciato l'Italia, perché io dicevo: tu che fai? Faccio il musicista. Sì, vabbè, ma di lavoro che fai? No, io dovrei fare il musicista di lavoro, dovrebbe essere questo il mio lavoro, e non viene visto come un lavoro dignitoso e non viene pagato in un certo modo, perché l'arte, perché lo sport non vengono messi allo stesso livello di qualsiasi altro lavoro. E dove lo vedi? Dalle parole di Gravina, che parla di calcio professionistico e degli altri sport che sono dilettantistici. Non ci siamo. Tutti gli sport hanno una loro dignità, e se vogliamo dare un'importanza in Italia, la quarta industria del paese, la quinta industria del paese, bisogna investire. Agli allenatori li devi pagare, le strutture vanno create per mettere in condizione i giovani di far bene. Se serve uno psicologo, si contatta uno psicologo. Se bisogna pagare le nuove tecnologie per far allenare i ragazzini, come fa il Bayern di Monaco, bisogna farlo. Altrimenti, se non si vuole investire, ci sono due realtà in Europa: c'è il Bayern di Monaco che investe e non è indebitato, poi c'è il Barcellona e il Real Madrid che investono e sono indebitati, poi c'è l'Italia dove ci sono squadre indebitate che comunque non investono in queste nuove tecnologie e nel futuro dei giovani, e squadre non indebitate come il Napoli che comunque non investono nelle nuove tecnologie e nei nuovi giovani. Quindi se noi non investiamo e non facciamo questa rivoluzione dal basso, che deve partire dall'alto, perché i soldi solo dall'alto si sganciano, la rivoluzione culturale non serve. Possiamo cambiare allenatore, ci può andare bene una volta e poi ci ritroviamo di nuovo con un problema di mentalità, di affrontare l'Everest con la paura, oppure con la presunzione di chi si sente molto forte perché è forte nei confini. Non ho altro da dire, vostro onore. Sono pensieri in libertà, sono pensieri che possono andare in contraddizione tra loro, perché ognuno può portare un esempio, dice no, ma ci sono squadre che hanno vinto così e ci sono squadre che invece facendo così hanno comunque perso. Non è il risultato il punto che dobbiamo andare a prendere, il risultato poi arriva, è il percorso che è importante, e per fare un percorso serio bisogna affrontare le situazioni in maniera seria, meno polemiche e più studio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Ritorneremo a parlare di cose di Napoli, penso già da domani, perché rientreranno molti nazionali. Højlund e Lobotka sono anche loro stati eliminati, mentre altri andranno avanti e li guarderemo con affetto. In un mondiale senza Italia almeno ci guardiamo giocatori a cui noi siamo affezionati. Lasciate un like, vi ringrazio.